No, I'm not a writer. Guarda, ho messo lì sopra anche il secondo pannello, quello portatile, no? E lì dentro ci ho attaccato un power bank. E così poi il power bank lo puoi usare per caricarti le cose, le GoPro, il telefono e via discorrendo, no? Tra i nuovi accessori, ma forse te l'avevo già fatto vedere, questo piccio qua, sono una vergogna. E poi, vedi un altro piccio l'ho messo qui dentro il cassetto per mettere gli accendini, solo che ha una colla veramente scadente e dovrò metterli con le vitine, trapanare e chiuderlo con le vitine. Vedi, anche qui ne avevo messo un altro, ma non si stacca, si stacca. Eccoci! Cazzo, non ce ne sono! Ascolta, facciamo videochiamata o chiamata normale? No, deve essere un filmato. Ok, è che io ho la telecamera invertita qua, porca... Ah, guarda, così, così. Tac! Ecco. Ho fatto uno scherzo. Che famo? Aspettiamo? Più che altro per i giga, perché la mia app Zinga ha una ciula wifi e non ha le password aggiornate di questa zona qua. Allora, no, praticamente non è un'intervista, è una tua video, un tuo pensiero che dobbiamo filmare. Ok, Ecco perché ho installato il programmino, capito? ya. Perché adesso lo registro e poi lo mando dentro il video che faccio io. Ok, ma come facciamo? Facciamo io e te o dobbiamo aspettare gli altri che non ho capito? No, il video mi arriva dagli altri, uno me l'ha già inviato, Alberto me l'ha già inviato. Ah, Sono video che io mando in onda alla fine del video mio, mando tutti i vostri video con il vostro pensiero su quella cosa lì che ti ho chiesto, capito? understand. Del tipo, sentiamo cosa ne pensano i full timer italiani che abbiamo contattato e vanno in sequenza i vostri video, capito? Oro. Good, ok, allora, ok, dai, io adesso ti sento forte e chiaro. Boom, iniziamo, tu mi avevi già preparato le domande, ma io non mi ricordo un cazzo. E quindi... Allora, prima ti leggo le domande. Sostanzialmente il video è per capire come mai il fenomeno full timer, non solo a livello di full timer vero e proprio, ma anche a livello di social, è esploso in questo modo. Nel senso che hai visto che c'è molto interesse dietro i pochi full timer che stanno sui social. Vedi te che hai 1800 iscritti, vedi Max che ne ha 1700, vedi Lorenz che ne ha 6500, vedi Cristiano che comunque ha appresso sempre una sorta di follower, ce n'è sempre appresso. Sì, ma la vagina Quindi, ne ha molti di più, cioè non so se hai controllato su YouTube, chi? Ho detto la No, vagina. vabbè, ho capito. Sì. Quello è un argomento che No, funziona è che sempre. tutti non li seguo, quindi pensavo fosse un altro che No, si no, chiamava no. così. Ok, e quindi praticamente perché c'è questo forte interesse verso questo fenomeno che comunque è di nicchia, no? Perché full timer, sai, è una cosa che non è che è seguito da tutti, è seguito da un certo target di persone, i ragazzini non li seguono, gli Sì, anziani non ci seguono, e quindi è un piccolo target che però ha successo. certo, io credo che quel piccolo target, diciamo, che noi Aspetta, copriamo, te lo, ecco, dimmi. te lo- te lo stai facendo in testa, non stai partendo. Vabbè, possiamo anche partire così, sciolti. Allora dimmelo quando parti che registro. Vai, E, registra pure, poi tagli, no? Col taglio, sì, infatti, aspetta, registro solo una parte, ok, tastino rosso, fighissimo sto programma. E c'è praticamente la domanda è incentrata sul motivo che voi, cosa vi siete messi in testa, come mai, cosa pensate della gente che vi segue, cosa c'è, vi vede come una sorta di eroi, come una sorta di che ti posso dire, curiosità oppure qualcosa a cui vorrebbero aspirare? Ecco, le domande erano queste. Certo, allora guarda, io credo che quella piccola nicchia ove noi catturiamo l'interesse
sono quelle persone diciamo dai 30 ai 50 anni, no? Quindi se ci pensi, quelle persone nel pieno diciamo della loro storia lavorativa, no? Cioè quelle persone con due palle grosse così di questo sistema. Della serie, sai, lavoro tutto il giorno e bollette da pagare, mille pensieri, eccetera. Quindi effettivamente è proprio, secondo me, chiaramente è un mio pensiero, su quella nicchia che noi diamo un po' quello stuzzichino necessario per iniziare a fantasticare, perché se ci pensi, alla fine i ragazzini, bene o male, vivono la loro vita spensierata, no? Capisci? Cioè che pensieri hanno, almeno noi quando eravamo ragazzini, cosa avevamo? Le ragazze, il motorino, cioè capisci quello, no? E quindi può essere relativamente interessante per i ragazzi, ma veramente poco. Per quanto riguarda gli anziani, ma bene o male probabilmente il loro lo hanno anche dato, forse adesso non vorrei usare termini sbagliati e pesanti, ma in qualche modo si è spento un po', diciamo, l'interesse per la vita, no? Cioè, non vedono altro davanti, ma vedono, pesiamo sempre le parole, una sorta di punto di arrivo psicologico, no? Quindi per cui non si sentono, diciamo, motivati o attratti da una novità, da un qualcosa da seguire, no? Capisci? Mentre la nicchia appunto che dicevamo prima, tra lo stress del lavoro, quella sensazione di soffocamento, vedono un attimo, dicono ma guarda questi qua come me, anche loro lavorano, lavoravano, hanno la mia età, bene o male se la spassano, o comunque se non se la spassano non sono più carichi di tutti quei pensieri che avevano prima, capisci? Questo è un po' il mio pensiero, no? Alla tua domanda. Che poi non è che il full timer è solo gioia, ci sono anche dolori, nel senso che non è una vita fatta solo di gioia come uno può pensare, quindi molte volte noi filmiamo solamente il bello, però c'è il brutto, la caldaia che non ti Eh, riscalda perché sei ghiacciato, il motore che si ferma. Dipende dalla mentalità, sai, lì dipende tutto dalla mentalità. Ti dico, io qui che alla fine ci vivo da solo, uno dei problemi, tra virgolette, principali di chi vive in camper è l'acqua. Devi andarti a trovare l'acqua. Cioè, per me è un divertimento, è una microavventura, capisci? Per un'altra persona è un peso, è una seccatura. E lì, vedi, dipende sempre dall'occhio che ti crei, l'occhio che guarda le cose, le interpreta. Stessa cosa mi dicevi adesso, il riscaldamento. E io adesso sto andando in montagna, quindi non sapendo se la stufa mi tiene o si ghiaccia il gas. Cioè è una sorta di avventura, no? Poi ovviamente se non va dici mi sposto in zone più coperte, eccetera, eccetera. Però anche lì è sempre un po' lo spirito, l'occhio con cui tu vedi le cose, no? Senti, se invece sul fatto di essere eroi, c'è questo Non bisogno ho che capito, viviamo in scusa. un'epoca in cui non ci... questa invece possibilità che vedono i full time un po' come eroi, perché viviamo in un'epoca in cui ormai eroi dopo la guerra non ce ne sono più stati, non c'è più stato niente nessuno, per cui vedono in queste persone che amano un pochino il rischio anche di una vita per strada, li vedono forse un pochino come eroi. Potrebbe essere plausibile come... Quasi, nel senso che io resto, avendolo provato un po' la vita normale, la vita da full timer in camper, quella eroi, per carità, parola grossa, dopo ci montiamo la testa. Quella parola eroi io la vedrei più meritata per il salto psicologico che uno fa, cioè il blocco di dire prendo e vado a cambiare, a stravolgere la mia vita. Questo effettivamente non è da tutti, ma non per il fatto che uno va in camper, ma per il fatto in sé di stravolgere la propria vita. Io vedo, almeno parlo della mia esperienza personale, andando in camper è stato tutto molto più facile, sinceramente. Se ti riferisci ai problemi di paura, delinquenza, ciò, tieni conto che a me in casa sono entrati 3 volte in un anno, cioè la casa vecchia. E in camper per fortuna mai una. Se uno ha queste paure o abita in un luogo malfamato si piazza davanti alla polizia, cioè come faccio io spesso, capisci? Quindi non lo so, in camper sinceramente, personalmente, la vita la vedo molto più facile. Molte meno spese perché bene o male, sai, se si spacca qualcosa cosa si spacca? Si spacca la roba di una scatolina, capisci? Bollette praticamente non ce ne sono, hai solo il gas d'inverno.
E pulire, non so cosa vuoi pulire qua. Quindi non lo so, per me è stato veramente più facile vivere in camper. L'unica cosa appunto che uno può un attimo, non lo so, raccogliere un po' le lodi di eroi è il fatto del salto psicologico, quello sì, cioè il mollare tutto e fregarsene magari delle opinioni della gente, perché sai, può esserci anche chi si sente un po', diciamo, non preso in giro, ma magari, sai, è un po' restio a fare questo passaggio perché dicono, ma poi la gente cosa pensa? Mi danno, non so, dello zingaro, magari pensano che ho avuto problemi economici, eccetera. Da parte mia ti dico sempre, c'è la vastità del cazzo che me ne frega, ho preso il drone apposta per quello, per riprenderla dall'alto e quindi quel problema non sussiste, insomma. Ok, va bene. Poi puoi pur tagliare gli spazi Guarda, morti. sì, no, no, dai, tanto la mia voce manco si sente perché sto registrando solo la parte tua. E vabbè, dai, concludi, se pensi di aver dato tutto, concludi pure il video e Ma se come ti anche, pensi? se anche altre domande più specifiche, adesso non lo so, non vorrei aver sintetizzato troppo, non No, no, saprei. no, sai te, hai espresso il tuo pensiero, quindi va bene, dai. Ti dico, guarda, se posso Non- lasciare un messaggio a chi o è intenzionato a passare a questo genere di vita o non so, si sente fortemente attratto ma dice ma non ce la farei mai, tieni conto in tutte le cose, è un po' come quando prendi i tornanti, no? Quando li vedi da distante sembrano impossibili, una volta che li fai sono una sciocchezza. Io anche, ti dico, ti porto l'esperienza passata, di quella volta che ho preso, ho stravolto completamente la mia vita, sono andato a vivere in Scozia, cioè dove non conoscevo niente e nessuno, poteva sembrare una cosa incredibile da fare, no? Cioè veramente un tuffo nel vuoto, però una volta lì è stato tutto facile, no? Perché l'uomo comunque ha grosse capacità di adattamento. E poi comunque insomma non stiamo andando nella foresta amazzonica, capisci? Siamo comunque dentro un camper, cioè la vita in camper io la vedo molto semplice. Può essere un po' più eroe chi fa la vita, non so, tipo il vecchio in un panda, in un furgone, cioè quello è un personaggio, cioè quello secondo me ha più difficoltà, capisci? E le supera egregiamente. Ma chi vive in camper, soprattutto in camper più moderni. Fantastico ragazzo. E l'altra parte di video dove l'hai lasciata? Persa. Allora, vabbè, comunque l'intervista la trovi nel canale di Civico Zero. Il titolo era un qualcosa tipo Full Timers, i nuovi eroi, una cosa molto molto simile. O è quello o è molto simile. Quindi io adesso continuo con le mie sproloquiate. Schiaccia play. Wow, c'è buio pesto, silenzio pesto. E qua si sta un calduccio in camper e fuori c'è un freddo, c'è la neve. Che figata. È una figata incredibile. Si vedevano le luci che mi rievocavano un ricordo che non so neanche ricordare. So solo che hanno risollevato una sorta di gioia, di emozione. Ma chissà di cosa, chissà che bei ricordi ho io delle luci in lontananza, di notte. Boh. Domani è previsto il gran freddo. E adesso vediamo. Ah, mi piace perché, sai, su YouTube tutti preparano la scenografia, i vestiti e tutto. Io sono qua stravaccato con la maglia della salute, buono, cazzo. È l'immensa vastità del cazzo che me ne frega. All'inizio il drone l'avevo preso per quello, cioè per riprendere proprio la vastità e spiegarla. Poi l'ho usato anche per fare le riprese perché ho detto ammortizziamo i costi. Oh giovane, io vado a nanna. Cioè sono già a nanna, mi leggo il libro. Oggi abbiamo Carlos Castaneda, Il potere del silenzio. Deve essere il primo che leggo di Castaneda, mi pare, sì. Te lo consiglio, beh, se no non ti dicevo il titolo, no?